Le scuole del Levante presentano la propria offerta formativa agli studenti che quest'anno sono chiamati a scegliere il proprio futuro scolastico. A Chiavari sono 15 gli istituti i cui studenti e professori all'interno dell'Auditorium San Francesco hanno messo in vetrina la propria offerta formativa. 15 tra enti di formazione superiore e scuole superiori. È molto importante per Chiavari questa manifestazione perché permette ai ragazzi del nostro territorio di poter conoscere le realtà del nostro territorio e quindi le scuole vicine a casa loro. Per le famiglie c'è comunque tempo fino a fine marzo del prossimo anno per effettuare le preiscrizioni a una o più scuole. Nel frattempo dovrebbero arrivare a trovare una risposta alle questioni ancora in sospeso, prima fra tutte la partenza all'Istituto in memoria dei morti per la patria di Chiavari del liceo linguistico. Il liceo linguistico a Chiavari manca da quando è stata chiusa la scuola privata di liceo linguistico, è presente a Rapallo, sicuramente non è facile da raggiungere soprattutto per l'entroterra, ma tutte le offerte formative nel Tigullio sono presenti. Altra scuola sul cui futuro pesa una situazione di incertezza è l'Agrario Marsano di San Colombano Certenoli. Da 2 anni manca una prima e se ciò dovesse succedere anche quest'anno l'esistenza dell'istituto è a rischio. Di questo si parlerà nel corso di una tavola rotonda nella sede della scuola domani mattina. Intanto, per cercare di agevolare l'arrivo di nuove iscrizioni, la città metropolitana potenzierà il servizio di trasporto pubblico verso questa destinazione. Stiamo ragionando anche di agevolare l'afflusso degli studenti al Marsano, aggiungendo una corriera che arrivi da Bedonia e passando per Carrasco e Borzonasca e Mezzanego raggiunga direttamente il Marsano. Sicuramente il punto di vista logistico è molto importante perché i ragazzi possono raggiungere la scuola e con spostamenti superiori all'ora i ragazzi scelgono un altro indirizzo.